www.containerradio.it. Carissimi amici, ben ritrovati qui sempre dal Teatro Ristori, sabato appunto 29 settembre. Siamo in compagnia di un artista che abbiamo recentemente visto, una giovane promessa ad Amici, e siamo in compagnia, prego, con Einar. Benvenuto Einar. Ciao a tutti, ciao. Congratulazioni, posso darti i vaccini? Certo. Dopo però sei da Cuba, se non erro. Sì. È a Cuba. Abbiamo seguito. Allora, Einar, benvenuto a Container Radio. E cosa vuol dire per te quindi oggi partecipare al Premio Beatrice, che ricordiamo che è un evento a favore benefico, e quale messaggio vuoi dare alle persone che sono in ascolto? Il primo messaggio è di non arrendersi mai, perché è una cosa importante, non bisogna lasciarsi andare, cadere, bisogna essere sempre forti. E il secondo, che sono molto contento di essere qua oggi a cantare con voi, insomma. Beh, come dicevamo, sei stato uno dei grandi protagonisti ad Amici. Volevamo chiederti che cosa ti ha lasciato questa trasmissione. Mi ha lasciato tanto, sono cresciuto molto, perché comunque è stato un percorso molto duro, ho imparato molto e sono cresciuto anche non soltanto a livello musicale ma anche fisico, proprio tutto quanto. Bene, e ricordiamo anche per i nostri amici all'ascolto che lo scorso giugno è uscito il tuo primo album, e quindi volevo chiederti com'è stata l'emozione appunto di vedere il primo album realizzato e vederlo nei vari digital store, negozi, e ti desidero chiedere se c'è un brano all'interno che più ti rappresenta. Allora, la sensazione che ho provato, devo dirti che non ci credo ancora adesso, perché comunque io prima facevo tutt'altro nella vita, no? E quando vedi che esce questo disco, no? Con scritto Einar, dico oddio, cavolo, è mio, non è mio, non so, no? È vero o non è vero? Esatto. E il pezzo quello che mi piace di più, quello che mi rappresenta di più, sono due, però quello più importante è Salutalo da parte mia, che è un pezzo comunque che c'è dietro una storia molto grossa, ed è il pezzo che mi piace di più. Poi a me piacciono tutti i pezzi, però quello più è quello lì, sì, Salutalo da parte mia. Ora, quest'estate ci hai fatto ballare con In una notte d'agosto. Che cosa stai preparando per la stagione autunnale? Sto lavorando molto, sto preparando delle cose, però non posso dire niente, si vedrà, comunque vedrete tutti quanti. Quindi qualcosa combino. Ok, quindi top secret per il momento, ma quindi invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori a seguirti sui vari canali social. Certo. E progetti futuri, come possiamo rimanere appunto come possiamo fare per rimanere in contatto con te? Sui social sicuramente sono sempre attivo così, e a presto. Ci sono delle cose, insomma. Sto lavorando, non posso dire niente, però sto lavorando molto anche. Molto bene, quindi adesso andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo, ma ci piacerebbe che fossi proprio tu ad annunciarlo con un saluto per i nostri amici di Container Radio. Un saluto agli amici di Container Radio, adesso sarà il singolo mio, Notte d'agosto. Grazie a Dana. Ciao, grazie. Ora che il battito a tempo, senti che il cuore www.containerradio.it